Bismillahirrahmanirrahim. La lode appartiene ad Allah, Signore dei mondi, che Allah elogi e preservi il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e tutti i profeti messaggeri che lo hanno preceduto. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cari fratelli e nobili sorelle. Jazakumullahu khairan, e ringraziamo dicendo Jazakumullahu khairan ai giovani del Masjid di Manerbio e chiediamo ad Allah subhanahu wa ta'ala di ricompensarli e di rendere ciò nella bilancia delle hasanat e di rendere questo incontro una prova per loro, non una prova contro di loro nel giorno del giudizio. Chiediamo ad Allah subhanahu wa ta'ala di donarci la sapienza benefica e di donarci le opere benefiche tramite questa sapienza. Il sostenitore è Allah. Il sostenitore, ovvero Ar-Razzaq, la questione del rizq. E fratelli e sorelle, la questione del rizq e del sostentamento è un argomento molto delicato, che questo argomento è un grande argomento, un argomento molto delicato, e questo argomento preoccupa tutte le persone, senza fare differenze sulla loro dottrina o in cosa credono, ma tutte le persone portano con loro questa preoccupazione del rizq, del sostentamento. Addirittura questa preoccupazione anche negli animali. E molte persone cadono nel haram a causa della paura nel rizq. E lo vedi che ha rapporti haram, vende cose haram proprio per una debolezza nella fede per quanto riguarda il rizq. E molti tralasciano tante cose che Allah ha ordinato, tra cui la salat, tra cui le sorelle mettere il velo, tra cui altre questioni per motivo del rizq. Quindi è richiesto a noi cercare di studiare questa questione del sostentamento da vari punti di vista, al fine che il musulmano ha una dottrina, una aqida o ha dei principi, dei fondamenti su cui basa questa questione che riguarda il rizq. Perché noi musulmani abbiamo delle fonti da cui estrapoliamo la nostra dottrina. Noi non è che estrapoliamo la nostra religione o la nostra dottrina da Facebook o TikTok o WhatsApp. No, abbiamo delle fonti che sono le parole di Allah e sono la sunna del profeta alayhi salatu wassalam, su cui basiamo la nostra dottrina e su cui basiamo i nostri pensieri. Walillahi alhamd. Tayyib, che cos'è il rizq? In cosa consiste il rizq? E chi è il razzaq? E quali sono i mezzi del rizq? E su che base è suddiviso il rizq in questa terra? Tutto questo lo affronteremo, chiediamo ad Allah subhanahu wa ta'ala di sostenerci in questa kalima, innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayh. Che cos'è il rizq? È importante, prima di discutere del rizq, conoscere innanzitutto che cos'è il rizq ed essere d'accordo tutti insieme su effettivamente che cos'è il rizq. Perché questo? Perché molti fratelli e sorelle pensano che il rizq, soldi, denaro. C'è il denaro, c'è il rizq. Non ci sono i soldi, non c'è il rizq. E questo è un significato molto molto restrittivo del rizq. Il rizq non è soldi. I soldi sono una parte del rizq, ma non sono tutto il rizq. Che cos'è il rizq quindi? Ha detto Ibn Manzur, questo grande sapiente, nel Kitab Lisan al-Arab, ha detto il rizq è tutto ciò su cui si basa la vita della persona, dell'essere vivente. E può essere questo rizq materiale e può essere immateriale. Cosa significa questa parola? È tutto ciò su cui si basa la vita di un essere vivente. E questo rizq può essere materiale e può essere immateriale. Il rizq è ciò su cui si basa la nostra vita. Ovvero, i soldi sono il rizq. I figli sono un rizq, la donna devota è un rizq, la casa è un rizq, i vestiti sono un rizq, la sicurezza e la tranquillità e l'amen è un rizq, la salute è un rizq. Però tutto questo l'abbiamo dimenticato. Questi sono beni materiali, soldi, cibo, bevande, l'arredamento in casa, tutto questo fa parte del rizq, figli, donna, tutto questo ed è un rizq materiale. Poi c'è un altro rizq che molti dimenticano, che è un rizq immateriale, ovvero l'Islam è un rizq.
Il tawhid è un rizq. La fede è un rizq. Il credere in Allah è un rizq. Studiare il Corano è un rizq. Al-ilm è un rizq. Al-tawakkul, il confidare in Allah è un rizq. E ci siamo dimenticati di questo rizq. Amare Allah è un rizq. Amare il profeta alayhi salatu wassalam è un rizq. Al-rida, al-qana'a, tutti questi sono arzaq. Quindi il rizq è un cerchio molto generale, al fine che la persona non si soffermi sulla questione del denaro. No, Allah potrebbe non aver dato a te i soldi, come vedremo il motivo perché, ma ti ha dato altre cose che sono un rizq che non ha dato quella persona che gli ha dato i soldi. A te ti ha dato i figli, al ricco non ha dato i figli. A te ti ha dato una donna saliha, a colui che è ricco non gli ha dato una donna saliha. A te ti ha dato la pace interiore, potresti vivere in una tenda, da solo, però hai questo inshirah sadr, questo iman, questa fede. E il kafir ha i soldi di tutto sulla faccia della terra e tutta le ricchezze della faccia della terra, però non ha questa pace interiore che non si può comprare con il denaro. La prova, Marilyn Monroe, quanto aveva? Aveva tutto quello che poteva desiderare una donna, aveva successo, aveva fama, aveva bellezza, aveva ricchezza, e poi si è suicidata. Cosa manca? C'aveva il rizq al-maddi. E dov'è il manawi? E sappiate che l'anima prevale sul corpo. Tu puoi dare al corpo tutto quello che vuole. Metti i vestiti di Louis Vuitton, metti la cintura di Dolce Gabbana, metti il profumo di Versace, mangi bene, bevi bene, vivi in una villa e una bellissima macchina, ma se poi l'anima non sta bene, puoi vivere in un castello, ma sentirai dentro di te come se vivi fuori da questo castello. Perché? Perché non sta nella questione dove vivi, sta dentro come stai. E infatti l'anima prevale sul corpo da questo punto di vista. E quindi il rizq non è questione di soldi, è tutto quello su cui si basa la nostra vita. Infatti il nostro amato profeta alayhi salatu wassalam in un hadith ha detto: chi di voi si sveglia al sicuro nella sua casa? Prima ni'ma. Chi di voi si sveglia la mattina al sicuro, aminen fi sirbi, al sicuro nella sua casa, sano nel suo corpo, senza malattia, la ni'ma dell'avere la salute, ha il cibo che gli basta per quel giorno, è come se avesse conquistato il mondo intero. Allahu Akbar. Noi adesso siamo al sicuro nelle nostre case, non abbiamo missili che passano sopra le nostre teste come i nostri fratelli, siamo al sicuro, non abbiamo paura che da un momento all'altro entra un nemico che ti può uccidere, sei nel amen. Prima ni'ma. Secondo, sei sano, non sei colpito da una malattia, non hai il diabete, non hai sei alhamdulillah sano. Hai il cibo che ti basta un giorno, noi abbiamo il cibo che ci basta per un anno in casa. Guardate i nostri frigoriferi, guardate i nostri armadi, cosa c'è? Ciò che ti basta per il conto corrente ti basta per 10 anni per mangiare. E la gente ha paura. Di cosa hai paura? Ti ha detto il profeta se hai solo questi ni'am, solo questo, tu è come se hai conquistato il mondo intero. Però molti di noi dimenticano questi ni'am e cercano altro. Perché? Perché non hanno capito il valore dei doni che gli ha dato Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah dice nel Corano: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Se numerate i doni di Allah arrivate a non contare, sono innumerevoli, sono tanti i doni di Allah subhanahu wa ta'ala. Quindi il musulmano innanzitutto deve capire che cos'è il rizq e che il rizq non è una questione solo di denaro, ma è più generale e tocca tutto ciò che Allah ci ha donato di materiale e immateriale, rientra sotto il rizq. Tayyib, dopo che ho capito ciò, chi è che ha in mano la gestione del rizq? Chi dà questo i soldi e dà questo ai figli e dà questo una donna devota e dà questo? Chi ha in mano il rizq? Questa è una cosa molto importante da conoscere. Allah subhanahu wa ta'ala. Dice Allah: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ Inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Allah dice in verità il sostenitore che è Allah. Quindi colui che ha la gestione del rizq è Allah subhanahu wa ta'ala. Dice Allah nel Corano:
وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Non vi è una bestia sopra la faccia della terra se non che è Allah che ha in mano il suo sostentamento. Anche gli animali che diplomi hanno? Che cosa sanno fare? Nulla, esci la mattina con la pancia vuota, rientrano dalla sera che ha avuto il suo rizq. Certo, perché chi gli dà il rizq? Non è la tua bravura, la tua intelligenza, no, è Allah il sostenitore. Quindi, capito ciò, il musulmano deve sapere che il rizq è nelle mani di Allah. Non è in mano né dell'America, né di Israele, né dell'Europa, no. Il rizq è nelle mani di Allah. E Allah non ha lasciato il rizq gestito dall'essere umano. Nessun essere umano ha in mano il tuo rizq. Il tuo rizq lo ha in mano Allah. Il tuo datore di lavoro non ha in mano il tuo rizq. E non è lui che ti dà il rizq. Nonostante è lui che ti bonifica il tuo stipendio a fine mese, ma perché Allah lo ha reso un mezzo per farti arrivare quel rizq. E quando Allah deciderà che quello non sarà più per te una fonte di rizq, lo fermerà Allah. E non sarà lui, vuole o non vuole, finché Allah vorrà ti darà il tuo rizq. Quando Allah non vorrà non sarà più un mezzo per te di rizq. Ibrahim ibn Adham, questo personaggio devoto da Allah subhanahu wa ta'ala, una volta stava mangiando della carne alla brace. A un certo punto ha visto un gatto che è arrivato e ha preso questo gatto parte della carne e poi è corso, è scappato. E lui che lo inseguì con il suo sguardo per vedere cosa fa. A un certo punto questo gatto è arrivato vicino a un luogo dove c'è un buco nella terra, ha posto questa carne e se n'è andato. Ibrahim ha continuato a guardare meravigliato. Come mai ha posto lì? A un certo punto è uscito da questo buco un serpente che ha preso questa carne ed è ritornato giù nel buco. Ibrahim ibn Adham ha alzato il viso e ha detto: Subhanak, gloria a te, o colui che hai fatto muovere i nemici spostando il rizq di ognuno. Il gatto e il serpente non vanno d'accordo, però guardate Allah come ha reso il gatto un mezzo per il sostentamento di chi? Di un serpente. Allahu Akbar. Prendete adesso il tappeto su cui preghiamo, Sujada. Made dove? In Arabia Saudita? No, made in Cina. Non sono musulmani, però guarda come Allah gli ha resi un mezzo per arrivare il nostro rizq in tutto il mondo. E così il Quran, quello elettronico, dove c'è la penna che tu premi sulla e leggi, dov'è? Made in Corea. Subhanallah. Subhanallah che ha reso i nemici trasportare il rizq di ognuno tra di noi. Quindi il rizq chi ce l'ha in mano? Allah. Dice Allah: وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. Il tuo sostentamento, il tuo rizq è nel cielo. Qua potrebbe uno dire: ma il rizq non è nel cielo. I soldi sono sulla terra. Le aziende che producono sono sulla terra. I manager che riflettono e pensano per guadagnare di più sono sulla terra. Questi, fratello e sorella, sono mezzi che Allah ha reso a nostra disposizione. Ma colui che gestisce il rizq è nel cielo. Allah subhanahu wa ta'ala. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. Quindi il musulmano deve vivere con questa aqida, che il rizq mio è nelle mani di Allah. O se noi musulmani avessimo questa fede forte, tanto che Allah dopo aver detto وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ ha giurato e Allah non ha bisogno di giurare. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقَّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْتِقُونَ. Perché Allah giura? Perché? Tanto che un Arabi, quando ha sentito questa ayah, ha detto: chi ha fatto arrabbiare il generoso finché ha giurato? Chi ha fatto arrabbiare Allah affinché giurasse che il nostro rizq è nel cielo? Perché molte persone hanno la fede debole sulla questione del rizq. È come se il datore di lavoro ha in mano il mio rizq. È come se qualche essere umano ha in mano il rizq. No, quando il musulmano ha questa fede forte, riesce ad approcciarsi con la vita in un modo differente rispetto a colui che invece non crede in Allah e non crede che il rizq è nelle mani di Allah subhanahu wa ta'ala. Quindi, compreso che cos'è il rizq in linea generale e compreso che questo rizq è nelle mani di Allah subhanahu wa ta'ala, dobbiamo comprendere anche un'altra questione, ovvero che il rizq è stato già decretato da parte di Allah.
Muqaddar. Cosa vuol dire Muqaddar? Che Allah ha già prescritto tu cosa guadagnerai nella tua vita. Prima di crearti, prima di portarti sulla faccia della terra. Vuoi le prove? Dice Allah: Inna kulla shay'in kulla shay. Khalaqnahu bi qadar. Ogni cosa l'abbiamo creata con un decreto. Ogni cosa. Poi ha detto Allah, ha detto il profeta alaihi salatu wassalam, che la prima cosa che Allah ha creato, la penna. E ha detto questa penna scrivi. E ha detto la penna, non cominciare a usare il cervello, Vuoi che la penna parla? Io non ho mai visto una penna che parla. Sì, la tua penna non parla. Questa è la penna creata da Allah, subhanahu wa ta'ala. Perché tu hai mai sentito le formiche che parlano? Però Allah nel Corano ha detto che la formica ha parlato con Suleiman. Ed è stato scientificamente che le formiche hanno un linguaggio con cui parlano, che tu non comprendi. Ma tu non comprendi neanche Shelha in Marocco se cominciamo a parlare in Shelha, quindi cosa vuoi comprendere? È normale. Ci sono alcune cose che i giovani cominciano a usare i loro cervelli. E ci sono molti atei che entrano da questo punto di vista e cominciano a farti dubitare. Ok? Quindi Allah ha creato una penna. L'ha creata. Una penna che si addice ad Allah. Non è come la tua e la mia penna. Una penna magnifica. E poi Allah ha detto: questa penna scrivi. E poi questa penna ha detto ad Allah: Signore, cosa devo scrivere? Allah gli ha detto: scrivi maqadira kulli shay. Scrivi tutto quello che avverrà. Da quando Allah ha creato finché finché finirà il mondo. Quindi è stato scritto tutto in questo libro che si chiama Al-Lawh al-Mahfuz. Questo libro che è presso Allah. C'è scritto che noi, questo sabato, l'ha scritto Allah 50.000 anni prima di creare i cieli e la terra. Ha scritto che questo sabato io e te ci saremmo trovati qua, seduti a parlare del rizq. E io dirò questo, 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 e tu farai questo, 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 e sarai vestito in questo modo, e avrai in tasca questi soldi. Tutto scritto. Scrivi tutto. C'è scritto con chi ti sposerai. C'è scritto quanti figli avrai. C'è scritto quanto guadagnerai. C'è scritto quanto mangerai. Questo ti porta a tranquillizzare il tuo cuore. Quindi, se colui che ruba avesse questa dottrina, non ruberebbe. Perché? Perché sa che quel 1.000 euro che ha rubato, Allah glielo ha prescritto. Ti ha lasciato la scelta se quel halal o quel haram. Scegli tu come lo vuoi. Se il ladro avesse un po' di pazienza, l'avrebbe preso con il halal. Sicuramente, senza ombra di dubbio. E il ladro può essere bravo quanto vuoi, ma se Allah gli prescrive che non prenderà nulla, entra in una casa e non prende nulla. Quindi il nostro rizq è prescritto. È stato riportato nel hadith che Allah subhanahu wa ta'ala, quando crea il bambino nel grembo della madre, ha detto il profeta ﷺ che la creazione del bambino si riunisce nel grembo della madre nutfa 40 giorni, poi diventa alaqa 40 giorni, poi diventa mudgha 40 giorni, 120 giorni che si compone il bambino dentro il grembo della madre. Poi cosa succede? Allah invia un angelo. Cosa fa questo angelo? Soffia l'anima in questo bambino e comincia il bambino a prendere vita. Infatti cambiano le regole del bambino prima dei 120 giorni e dopo i 120 giorni, casomai dovesse morire il bambino. A 120 giorni Allah invia un angelo. Qual è il compito di questo angelo? Soffiare in lui il ruh, l'anima, e poi scrivere 4 cose. Scrivere 4 cose. Cosa scrive? Scrive le tue opere, cosa farai in questa vita, da quando nascerai a quando morirai. Scrive la storia della tua vita. Avete presente come uno scrittore, quando scrive un libro e poi lo trasforma in un film? Tu sei così. Il tuo libro è già scritto. Poi, adesso tu sei durante il film. Scrivi le tue opere, cosa farai? Come fa a saperlo? Allah che lo sa, non l'angelo. Allah gli illustra cosa deve scrivere. L'angelo non sa niente, nessuno conosce il ghaib, tranne Allah, subhanahu wa ta'ala. E Allah che illustra all'angelo cosa farai tu in questa vita. Poi scrive
e il tuo rizq. Cosa mangerai e cosa berrai? Ed è stato riportato nel hadith che Jibril ha informato il profeta أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها. Nessun'anima morirà finché finirà il suo rizq. Wallahi alladhi la ilaha illa hu. E prendila come dottrina, fratello e sorella, che se Allah ti prescrive che questo sarà il tuo ultimo bicchiere, non morirai e non entrerà su di te l'angelo della morte finché non bevrai l'ultima goccia di questo bicchiere. أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها. Non morirai finché non terminerai il tuo rizq. L'ultimo euro che ti ha prescritto Allah che lo incasserai, con il halal o con il haram. Questo dipende da te, come vuoi guadagnarlo. Però sappi che non morirai finché non avrai questo rizq che ti ha prescritto Allah. Poi scrivi 4 cose: le tue opere, il tuo rizq, il tuo ajal, il tuo tempo. Quanto vivrai in questa vita? Potresti nascere e morire. Come potresti crescere, morire giovane. Come potresti invecchiare e poi morire. Allahu a'lam. Scrivi il tuo tempo. Quanto vivrai. E poi scrive Sa'id o Shaqi, felice o disperato, in base a quale sarà la tua dimora finale, se sarai tra gli abitanti del paradiso o dell'inferno, che è sotto la scienza di Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, questa dottrina, se noi la portiamo con noi, ci rasserena bi'idnillahi azza wa jalla. Ci rasserena. Perché? Perché molte persone, ad esempio, che hanno un'attività commerciale, ti dici sì, però se io non metto questo prodotto che lo ha reso Allah haram, non arriveranno dei clienti. Questo iman da'if, questo qua è una fede debole, questo non ha compreso effettivamente che Allah ha decretato il suo rizq. Che tu venda il haram o non lo venda, il tuo rizq sarà quello, non cambierà e non aumenterà. Akhil Karim, sai questa dottrina di cui ci stiamo... E noi dobbiamo credere nel qadar, perché fa parte di uno dei pilastri della nostra fede, e senza di esso la nostra fede non è valida. Quando è arrivato Jibril dal profeta ha detto "Man iman?" Che cos'è l'iman? Ha detto "An tu'mina billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wal qadar". E su esso rientra ciò che Allah ti ha prescritto tutto. Quindi ci devi credere. Quindi tu quando apri una pizzeria o apri un qualsiasi centro commerciale, un mini market, e cominci a vendere ciò che è haram, che sia birra o che sia maiale, dicendo no, se non faccio ciò non arriveranno i clienti, tu hai una fede debole. In questo caso sul decreto di Allah. Allah ti ha prescritto quanto guadagnerai quel sabato, quanto guadagnerai quella giornata. Non ti preoccupare di questo. È richiesto a te mettere in pratica ciò che ti ha ordinato Allah e di vendere ciò che è halal, per richiedere il rizq halal. Wallahi, se Allah ti ha prescritto 1.000 euro, sono 1.000 euro, sia che vendi tutti i tipi di birra, e sia che non li vendi, sia che vendi il maiale, sia che non lo vendi, quello ti entrerà. E da qua c'è, mashallah tabarak ar-Rahman, un fratello che conosciamo, che alhamdulillah ha aperto una pizzeria e che ha deciso di intraprendere questa attività commerciale in modo halal. Quindi non vende alcolici e non vende neanche maiale. E ha detto prendo questa decisione e tawakkal ala Allah. All'inizio è stato messo alla prova, perché Allah ti mette alla prova. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ti mette alla prova per vedere la tua fede, perché noi siamo alla prova qua. Però lui ha perseverato e forse sentiva questo che gli diceva ma torna al tuo paese, e gli diceva questo, ma se vuoi fare queste cose non farle qua, allora perché c'è una pizzeria, allora questo, ma questa è la mia attività, decido io cosa vendere e cosa non vendere, e ha deciso di non vendere il haram, finché Allah subhanahu wa ta'ala, dopo all'inizio che è stata un po' dura, adesso bi fadlillahi azza wa jalla c'è una grande clientela e lavora anche oltre il sabato e la domenica e lavora con il halal wa lillahi alhamd. E vi dico di più, lui durante il venerdì cosa fa? Chiude a mezzogiorno e mezzo, alle 1 la sua pizzeria per andare a pregare il Jumu'ah, e ci sono molti che non lo fanno per paura di perdere la clientela, e anche questo è paura del rizq. E poi lui ritorna dal Jumu'ah alle 1:15, apre la sua pizzeria e trova i clienti che lo aspettano fuori. No, perché il rizq è Allah. Io faccio quello che devo fare, che mi ha ordinato Allah. Infatti Allah subhanahu wa ta'ala ha legato l'ibada al rizq. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق. Come se Allah ti dicesse tu adorami e fai ciò che ti ho ordinato e il rizq è nelle mie mani, non ti preoccupare. E poi un'altra questione
che molti non comprendono. Ma guarda questo, c'è una pizzeria o c'è un ristorante o fa vendita ad esempio di oggetti haram. Guarda quanto incassa questo sabato 2000 euro e tu con il halal hai incassato 1000 euro. Ai tuoi occhi sembra che lui ha guadagnato più di te. La questione non è sulla quantità shabab, la questione è sulla baraka. I 2000 senza baraka valgono meno di 1000 con la baraka. Tu puoi fare con quei 1000 euro halal, tayyib, su cui alhamdulillah non verrai giudicato perché dal halal walillahi alhamd, puoi fare tante cose e Allah ti protegge da tante cose dove tu potresti spendere quei soldi. E vedi che Allah ha fatto scendere al-baraka. Invece questo 2000 euro lo colpisce una malattia, si rompe una macchina, un macchinario non va, questo, e li perde. Dov'è il guadagno? Non c'è! E questo succede a chi? A chi vende il muharramat. Non c'è la baraka. Perché Allah subhanahu wa ta'ala ha tolto la baraka dal haram? Yamhaqu Allahu riba. Yamhaq. Toglie. Nonostante tu nella riba, nell'usura, vedi che il guadagno è tanto. Dai 1000 riprendi 1500, da 10.000 prendi 15.000. Il guadagno è tanto, però mamhuq al baraka. Non c'è il baraka. Invece questo, dipendente, operaio, 1400 euro. Tanto che si stupisce. Ti dice, ma come fai ad arrivare a fine mese? Hai 4 figli, paghi 600 euro d'affitto e vai tutti gli anni in Marocco. Come fai? Sei tu che è tatrazato. Subhanallah. La baraka di Allah subhanahu wa ta'ala. Quando Allah fa scendere la sua baraka anche in ciò che è poco, Allah subhanahu wa ta'ala ti fa fare tante cose che molti ovviamente, e questo ci deve essere questa aqida, di sapere che, alhamdulillah, il mio rizq è decretato. Walillahi alhamd. E sappiate, fratelli e sorelle, che la suddivisione, essendo che Allah è Razzaq, la suddivisione del rizq è nelle mani di Allah. È Lui che ha suddiviso l'arzaq. Ha dato a te i soldi, ha dato a te i figli, non ha dato lui i figli, ti ha fatto sposare a te con quest'uomo, ti ha fatto sposare con te, questo l'ha reso, no, sterile. Questi arzaq, Allah li ha suddivisi. Però una cosa molto importante che dobbiamo sapere, che questa suddivisione di Allah è basata sulla saggezza di Allah. Bihikma. C'è una saggezza. Yani la suddivisione non è così casuale. Non c'è nulla di casuale per Allah subhanahu. Ogni cosa per saggezza. Ascoltate questa ayah che ci fa illustrare come Allah subhanahu wa ta'ala suddivide il suo rizq con saggezza. Dice Allah: وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. Dice Allah: se Allah avesse dato abbondanza di ricchezza ai suoi servi, si sarebbero ribellati. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا. Ovvero, se Allah avesse fatto scendere la ricchezza sui suoi servi, cosa avrebbero fatto molti? Si sarebbero ribellati. Chi verrebbe in moschea? Chi darebbe fisabilillah? Chi digiunerebbe Ramadan? Infatti, nella maggior, non diciamo sempre, nella maggior parte dei casi, uno dei motivi che svia le persone è la ricchezza. Fir'aun. Tagha. Tanto che la sua ricchezza e il suo potere lo ha portato a dire Ana rabbukumul a'la, sono io il vostro Dio. Fino a questo livello, la ricchezza ti porta addirittura a pensare che tu sei il Dio. Qarun, questo che ha avuto ciò che ha avuto di ricchezza, cosa ha detto? Innama utituhu ala ilmin indi. E grazie alla mia intelligenza, grazie alla mia bravura che ho guadagnato. A'udhu billah. Occhio a dire queste parole qua. Grazie a questo computer, o grazie al mio datore di lavoro, o grazie alla mia bravura, o grazie alla mia intelligenza, e grazie a Allah. È Lui il Razzaq. Quello che vedi davanti a te è solo un mezzo. Il medicinale che prendi e poi ti è passato il mal di testa, quello è solo un mezzo. Se Allah avesse voluto che il mal di testa rimanesse, rimarrà. Quante volte hai preso la medicina e è rimasto il dolore? Quindi è richiesto al giovane e alla giovane ragazza di comprendere questa verità. Quindi Allah cosa ha detto? Se Allah avesse dato abbondanza di ricchezze ai suoi servi, si sarebbero ribellati sulla terra. Invece
Cosa fa Allah? Elargisce ciò che vuole con giusta misura. Tu non sai cos'è un bene per te. Non lo sai. Non lo sai. Wallahu ya'lam. Wa antum la ta'lamun. Allah ha dato a te la povertà. Non ha voluto darti la ricchezza, perché molti la ricchezza lo fanno allontanare. E subhanallah, notate che quando noi abbiamo necessità, abbiamo bisogno, cosa facciamo? Veniamo in moschea. Yeah. Lo vedi che piange durante la salat, ha problemi. Perché effettivamente la necessità ti porta a chiedere ad Allah, al-Karim. Ti ricordi di Lui, del suo rizq, della sua misericordia. Quindi Allah ha voluto il bene per te. Ti ha reso un po' povero, non ti ha dato la ricchezza dal punto di vista dei soldi, al fine che vieni in moschea, preghi le tue preghiere, invochi Allah, quindi ha voluto per te il bene. Perché forse avendo i soldi non ti avremmo qua davanti a noi ad ascoltare le parole di Allah. Saresti fuori a fare altro, a passare la serata con altre persone e non saresti qua con noi. Quindi Allah ha voluto il bene per te. A molte persone invece no, la povertà lo porta al kufr. Quindi Allah gli dà ricchezza e tramite la ricchezza fa tanto khair. C'è tanto khair. E molte persone invece non gli dai figli. E forse se la prende. Oh, questo è il tilè. Che ne sai come sarebbero stati questi figli per te? Forse questi figli che tu tanto desideri diventerebbero per te un mezzo di rovina della tua vita. Ti rovinerebbero la vita. Tu non sai cosa è un bene per te. Quindi Allah a te non ti ha dato i figli. A lui ha dato solo figli maschi. A lei ha dato solo figlie femmine. E noi è richiesto accettare questo rischio. E sapere che questo è un bene per noi. E che lo dobbiamo accettare. Quindi Allah subhanahu wa ta'ala dice alla fine dell'aya, egli è ben informato sui suoi servi e li osserva. Lui sa la tua situazione, sa la tua necessità, sa di cosa hai bisogno, però te lo dà con giusta misura. Come il dottore quando ti dà l'antibiotico, ti dà, prendilo solo una volta al giorno. Se ne prendi di più ti farà male, nonostante... تفضل أخي ماشي يكون أدب abbiamo detto come il dottore quando ti dà un qualcosa te lo dà in giusta misura. Oltrepassato questa misura ti farà male, non ti farà bene. Quindi Allah ti dà quello di cui tu hai bisogno nella giusta quantità ed è richiesto a noi accettarlo sapendo che lui ha decretato ciò, l'accetto. Non mi ha dato figli? Alhamdulillah. Mi ha dato figli maschi? Alhamdulillah. Mi ha dato figlie femmine? Alhamdulillah. Mi ha dato un lavoro del genere? Alhamdulillah. Accetto con il ridà. Perché lui è il Razzaq e ha suddiviso questa ricchezza come fratelli e sorelle con saggezza. Abbiamo compreso che cos'è il rizq. Abbiamo compreso che il rizq è nelle mani di Allah. Abbiamo compreso che il rizq è stato decretato e il modo in cui l'ha suddiviso Allah. Però, una cosa molto importante, perché uno potrebbe dire, se il rizq è decretato, l'ho già prescritto Allah, cosa faccio io? Vengo in moschea, rimango qua, prendo il tasbih, subhanallah, alhamdulillah, 100 volte al giorno, è inutile che esco, è inutile che apro la mia pizzeria, è inutile che apro il mio centro commerciale, è inutile che vado la mattina a lavorare. No. Perché? Perché quei sapienti hanno detto che come Allah ha decretato il rizq, ha decretato al fine di guadagnare questo rizq dei mezzi che tu devi fare al fine di raggiungere questo rizq. Quindi Allah ha decretato il rizq, però ha decretato dei mezzi per guadagnare questo rizq e quindi ti è richiesto fare uso di questi mezzi se vuoi questo rizq. E dicono i sapienti che i mezzi per guadagnare il rizq sono di due tipi. E state attenti su questo punto che è molto fondamentale, perché molti si domandano, guarda questi qua, non sono musulmani, bestemmiano e hanno le belle macchine, e hanno un bello stipendio, hanno delle belle case. C'è qualcosa che non va? No, non c'è nulla, tutto va, alhamdulillah. Solo che devi comprendere la questione. I sapienti hanno detto che i mezzi di sostentamento per guadagnare il rizq sono di due tipi. Mezzi materiali di questa dunya e mezzi immateriali religiosi. I primi
mezzi materiali di questa dunya. Il credente e il miscredente sono uguali su questi mezzi, nel senso che se tu farai uso di questi mezzi che Allah ti ha messo a disposizione in questa vita, guadagnerai, sia che tu sei credente, sia che tu sei miscredente. Anche il non musulmano, si fa uso di questi mezzi che Allah gli ha messo a disposizione, guadagnerai soldi. Facciamo un esempio. Il kafir ha un terreno agricolo. Cosa fa questo kafir, questo non musulmano? Semina la terra, innaffia la terra, cura la terra. Secondo voi la terra gli darà i frutti oppure no? Ma è kafir. E non è musulmano. Non c'entra. Lui ha fatto uso dei mezzi di questa dunya e quindi riceverà il ricavato di questi mezzi di cui ha fatto uso lui. Il muslim, stessa terra, non ha seminato nulla, non ha innaffiato nulla. Cosa ha fatto? Ha preso il Quran e ha cominciato a leggere da Surat al-Fatiha fino a Surat al-Nas. Ha letto tutto il giorno il Quran su questa terra. Tutto il giorno legge il Quran su questa terra. La terra gli darà qualcosa? Ma perché? È musulmano, legge il Quran. No, perché Allah ha decretato che per ricevere quel rizq tu devi fare uso di quei mezzi, l'asbab. Perché Allah ha posto qua delle regole sulla faccia della terra. Senza far uso di questi mezzi non riceverai, anche se sei mu'min, anche se sei credente. Voglio il figlio. Ma senza il figlio, senza sposarsi, come pensi di avere il figlio? Non lo avrai. E quindi è richiesto a noi fare uso di questi mezzi al fine di avere questo risultato. Il fare uso di questi mezzi a nostra disposizione, che sono mezzi di questa dunya, il kafir e il mu'min sono uguali da questo punto di vista. Il kafir e il mu'min non si può abbassare un po'. Adesso stanno Ah, stanno abbassando, khairan, inshallah. un attimo e... Rimanete con me. Chi fa uso di questi mezzi, in questa dunya riceverà il ricavato, che sia credente o sia miscredente. Se il kafir si sposa, avrà figli, se Allah vuole. Perché? Perché ha fatto uso dei mezzi di questa dunya. Ok? E così che il musulmano. Se semini la terra, avrai frutti. Se il musulmano non lo fa, non avrai frutti. Se produci e lavori, guadagnerai ciò che commerci, ciò che produci. Quindi il kafir e il mu'min, da questo punto di vista, se fanno uso dei mezzi che Allah ha messo a disposizione, guadagneranno da questo che hanno fatto uso. Questa è nella dunya. Però il mu'min e il kafir non sono allo stesso livello per Allah. Hasha lillah. Tu non sei uguale al kafir. Per Allah subhanahu wa ta'ala, tu vali tanto. Allah subhanahu wa ta'ala, il musulmano ha detto nel Quran: أَفَإِنْ يَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. Non siete sullo stesso livello, assolutamente. È per quello che Allah subhanahu wa ta'ala ha donato ai mu'minin altri mezzi, rispetto non solo questi della dunya. È richiesto al musulmano fare uso di questi mezzi, per forza. Tu devi fare uso di questi mezzi, però Allah ti ha dato altri mezzi che sono mezzi di iman, di fede, immateriali, che vanno ad aggiungersi a quelli di far uso con i mezzi di questa vita, e Allah subhanahu wa ta'ala li ha resi mezzi più forti e più potenti e influenzano di più rispetto ai mezzi che si fanno di questa dunya. Questi mezzi quali sono? Sono tanti, tra cui il primo, il tawakkulu ala Allah. Il tawakkulu ala Allah. Il tawakkulu ala Allah. Cosa vuol dire il tawakkulu ala Allah? Il tawakkulu ala Allah vuol dire fare uso dei mezzi che ti ha messo Allah a disposizione, seminare la terra, alzarti a lavorare, se non lavori cerchi il lavoro, e poi il tuo cuore è legato ad Allah, confidi in Allah. Però il tawakkul ala Allah non vuol dire solo confidare in Allah e tralasciare i mezzi, no, questo non è tawakkul, questo è tawakkul. E io ho avuto una conferenza al Masjid di Bergamo, ho spiegato che cos'è il tawakkul,
ala Allah subhanahu wa ta'ala, abbiamo dato le prove che dimostrano che il tawakkul vuol dire fai quello che devi fare usando i mezzi, ti alzi, lavori, ti sposi, fai quello, fai uso dei mezzi di questa vita, poi il tuo cuore però confida in Allah. Cosa vuol dire? Che tu sai che questi mezzi non sono quelli che ti danno il rizq, perché il rizq è nelle mani di Allah. Io faccio uso di questi mezzi, però so che il risultato arriva da Allah. Mi sposo, ma non so se i figli arriveranno, perché questo è nelle mani di Allah. Io lavoro, quale sarà il mio guadagno? È nelle mani di Allah subhanahu wa ta'ala. Quindi il mutawakkil ala Allah, cosa? Che fa uso dei mezzi, ma sa che questi mezzi non lo gioveranno, non gli faranno guadagnare, sono solo mezzi, ma colui che dà il guadagno è Allah subhanahu wa ta'ala. Questo è il tawakkul ala Allah. Dice Allah: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Chi confida in Allah, questo gli basta, ti basterà Allah. Wallahi sorella, tu che metti il velo e esci con il velo, oppure tu stai lavorando e lavori con il velo, Allah ti basterà. E colui che esce dal suo lavoro perché gli hanno ordinato di fare qualcosa haram e non l'ha voluto fare Allah, Allah ti basterà. Perché? Perché hai voluto compiacere Allah subhanahu wa ta'ala. E quindi Allah subhanahu wa ta'ala ti basterà. È lui che ti dice queste parole: ti basterò io. E chi gli basterà Allah, cosa desidera? Se Allah è con te, cosa desideri di più? Chi ti nuocerà? Chi ti potrà abbassare dopo che ti ha elevato Allah? Il profeta alayhi salatu wassalam, chi era con lui? Allah. Nonostante Quraysh erano potenti, avevano una potenza, alla fine la vittoria che è stata al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perché Allah era con lui subhanahu wa ta'ala. Quindi richiesto a noi confidare in Allah. Faccio uso di questi mezzi, ma il mio cuore è legato ad Allah. Disse il profeta alaihi salatu wassalam: se voi confidaste in Allah come dovreste confidare, per dire il vero tawakkul che vuole da noi Allah, che è questo che abbiamo spiegato, provvederebbe a voi come provvede ai volatili, agli uccelli. Escono la mattina presto con lo stomaco vuoto e ritornano a fine giornata con lo stomaco pieno. Allahu Akbar. Questo è un esempio che ha dato il profeta dei volatili che escono la mattina presto, quando tu ancora stai dormendo, quando tu ancora non hai fatto salat al-fajr e metti la sveglia per andare a lavoro e non lo metti per pregare il fajr, come pensi di avere il rizq? Wallahu musta'an. L'uccello o il volatile fa uso dei mezzi che gli ha messo Allah a disposizione, esce, cerca, gira, va sugli alberi, scende, fa uso dei mezzi. Questo è il tawakkul ala Allah. Esce, cerca, fa. Molti giovani e lei su tutto il giorno e non c'è lavoro. Come fai a sapere che non c'è lavoro? Tu non hai voglia di lavorare. No, perché sto aspettando, ho mandato delle email. Hai mandato delle email. Il tuo lavoro è cercare il lavoro. La gente lavora 8 ore al giorno, esci per 8 ore a cercare lavoro. E poi dopo 2 mesi, se non hai trovato, fammi sapere. Vedrai che troverai lavoro. Il problema il tuo è un tawakkul, non è tawakkul. No, tawakkul è pregare il fajr, chiedere ad Allah, esco, cerco. Busso alle porte delle aziende, chiedo ai fratelli che ci sono nel masjid, mando le email, faccio le chiamate. Questo vuol dire akhdul asbab. Perché il volatile esce la mattina presto con stomaco vuoto. E io vi ho detto che non hanno né diploma né sanno fare qualcosa. Cosa vanno? Girano. E bifadlillah ritornano a fine giornata che il loro stomaco è pieno. Non porta con lui la preoccupazione del rizq. Sa che esce la mattina e arriva a fine giornata che alhamdulillah torna che qualcosa ha trovato. Così Allah. Con il musulmano che esce, mutawakkil ala Allah, prende l'asbab che ha a disposizione e lascia tutto nelle mani di Allah e vedrai che bi'idhnillah azza wa jal Allah provvederà a te come provvede a questi volatili che escono e ritornano con lo stomaco pieno. Quindi è richiesto a me, oltre a far uso di questi mezzi, confidare in Allah subhanahu wa ta'ala che Lui Ar-Razzaq. Non legare il tuo cuore all'asbab, non dare valore a questi asbab, non dare valore al datore di lavoro, non è lui che ti dà il rizq. Non dare valore a quello stipendio che ti arriva a fine mese, non dare valore a chi ti ordina di fare qualcosa di haram perché se no ti sbatterà fuori dall'azienda. La ta'ata li makhluq fi ma'siyati al-khaliq. No. Infatti uno degli asbab oltre il tawakkul è la taqwa, avere timore di Allah. Dice Allah nel Quran: alhamdulillah, non sentirete da me bifadlillahi azza wa jal se non una ayah in hadith, perché questo è l'ilm.
Al-ilmu, qala Allah, qala Rasulullah. Poi lo spieghiamo in italiano, va bene, però il delil. Se ti dico che il tawakkul è un asbab del rizq, ti devo portare il delil. Se ti dico che la taqwa è un sabab del rizq, ti devo portare il delil. Qual è il delil che la taqwa, e poi che cos'è la taqwa? Al fine di dire che la taqwa è un mezzo di rizq. Dice Allah: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Ma che bella ayah, che fa rasserenare il cuore del musulmano e della musulmana. Dice Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Al-Talaq, versetto numero 2, dice Allah: a chi teme Allah, egli apre una via d'uscita. Ogni problema ha una soluzione. Ogni problema. Il problema può essere grande quanto vuoi. C'è sempre una soluzione. E la via d'uscita è nelle mani di Allah. Non nel haram. Non nel haram. No, devo togliere il velo per lavorare questo lavoro, perché sono senza soldi e non riesco a fare questo, crei problemi. Shaitan ti abbellisce questo. No, a te è richiesto avere timore di Allah, perché resta nelle mani di Allah subhanahu wa ta'ala. No, tu devi sapere che tu devi fare quello che ti ha ordinato Allah e resta nelle sue mani, perché Lui ti ha promesso "Man yattaqillah". Che cos'è la taqwa? La taqwa, detto molto semplicemente, devi fare ciò che ti ha ordinato Allah e tralasciare ciò che ti ha reso haram Allah. Fare ciò che ti ha ordinato Allah, prego, la sorella mette il velo, prego le mie preghiere, prego il venerdì, faccio ciò che mi ha ordinato Allah, lavoro in un lavoro halal, non faccio ciò che è haram e tralascia ciò che ha reso haram Allah. Ti ha promesso Allah che ti provvederà a te da un luogo che neanche immagini. Da un luogo da neanche immagini. C'è stato un fratello, se non sbaglio inglese o americano, è entrato nell'Islam. Prima di entrare nell'Islam, lui cercava un lavoro come ingegnere, se non sbaglio, ed è stato chiamato da una ditta, una società grande, multinazionale, e hanno preso il suo curriculum, questo prima di entrare nell'Islam. Poi, subhanallah, lui ha accettato l'Islam, alhamdulillah, è entrato nell'Islam e ha cominciato a allungare la sua barba, a vestirsi, mashallah, tabarak ar-Rahman, con la tunica, e quindi ha cambiato aspetto. Dopo qualche mese lo ricontatta l'azienda in cui aveva lasciato il curriculum. È andato lì. Appena l'ho visto il responsabile, ha detto: ma non sei tu? Ha detto: sì, sono io. Ma qua sei senza barba, lo sai? Ha detto: sì, alhamdulillah, sono diventato musulmano. Solo questo, io sono diventato musulmano. Molti di noi hanno vergogna a dirlo. Hanno vergogna. Perché vergogna? Perché vergogna di dire che sei musulmano, Perché? E tu sei sulla verità. Tu sei sulla verità. E dice Allah nel Corano: وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Chiunque porterà un qualcosa oltre l'Islam non verrà accettato. Tu devi sapere che sei tra le persone, tra le uniche persone che credono in Allah, l'unico vero Dio. E tutti gli altri credono in qualcosa che sono divinità false. Tu vali tanto per Allah. Tu devi valorizzare l'Islam, questo dono che ti ha dato Allah subhanahu wa ta'ala, il dono più grande che hai nelle tue mani. Devi essere orgoglioso di questo din. Sì, sono musulmano, walillahi alhamd, grazie a Dio che sono musulmano. Qual è il problema? Qual è il problema? Siete terroristi. Questo è il problema. Beh, i terroristi sono quelli che dicono che i musulmani sono terroristi. Perché alhamdulillah i musulmani non sono terroristi. Assolutamente. Se volete far passare gli errori delle persone che fanno all'esterno per imputare all'Islam ciò che non è, l'Islam non è quello che fanno le persone fuori dal masjid. O ciò che fa colui che ha la barba. O quello che dice la persona che è sul minbar. Se non c'è una prova nel Corano e nella Sunna non è Islam. L'Islam ha delle fonti, dice che siamo terroristi, poi dove c'è scritto? Dove c'è scritto che dobbiamo ammazzare le persone? Dove c'è scritto che dobbiamo farci saltare in aria? Dove c'è scritto? La religione che ricompensa per aver salvato la vita a un cane, non a un essere umano, a un cane. A un cane, una donna prostituta dei figli di Israele. Ha dato da bere a un cane che stava per morire. Allah gli ha perdonato i suoi peccati. Baghia, prostituta. Vende le sue parti intime. E Allah gli ha perdonato i suoi peccati. Ha dato da bere a un cane.
ha salvato la vita a un cane. E voi dite che noi dobbiamo farci saltare in aria per andare in paradiso e essere martiri. Allora non avete capito cos'è essere martiri. Quindi ciò che fanno le persone all'esterno non è colpa dell'Islam. È il problema è la loro comprensione dell'Islam. O chi ha insegnato a loro l'Islam. Ma non è questo l'Islam. Assolutamente. Perché il profeta ﷺ non è venuto per spargere sangue. Né l'Islam è assetato di sangue. Ma l'Islam è venuto per far uscire le persone dall'adorare le creature all'adorare l'unico vero creatore. Questo è l'Islam. E questa è la nostra aqida walillahi alhamd. E chi ha da dire oltre questo che venga, la nostra prova è il Corano e la Sunna del profeta alayhi as-salatu wassalam. Questo uomo è cambiato. Il responsabile ha detto: ma tu non avevi la barba qua? Ha detto: alhamdulillah, sono diventato musulmano. Gli ha detto: no, lo stipendio è alto, stiamo parlando di quasi, se non sbaglio, 5-6 mila euro. È un posto importante. E questa persona ha appena abbracciato l'Islam, ancora nuovo. Gli ha detto: ti accettiamo, però devi togliere quella barba. Gli ha detto: non tolgo la barba. Non ti accetteremo? Questo è penetrato nell'Islam, ha compreso cosa vuol dire وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ. E noi siamo nati nell'Islam. E se il datore di lavoro ti dice: togli quella barba, bismillah, fino a zezwara, bismillah, se non ti basta la barba, trova anche i capelli. E questo che succede nella stragrande maggioranza. Non sempre, c'è alhamdulillah chi è saldo, walillahi alhamd, una aqida. Che problema hai con il velo? La minigonna sì, il velo no. Come mai? Qual è il problema dell'abbigliamento? Qual è il problema? La questione è svolgere il lavoro te lo faccio, vengo nel mio tempo, faccio ciò che abbiamo accordo nel contratto, che è halal alhamdulillah, non perdo tempo. Qual è il problema? Perché il problema è l'abbigliamento? Allora non è una questione lavorativa, è un'altra questione. No. Subhanallah, sapete cosa gli ha detto questo datore di lavoro? Ha detto: ti assumiamo. Sai perché? Perché hanno detto una delle caratteristiche fondamentali per fare questo lavoro è rimanere saldi sulla propria opinione, sulla propria idea. È una cosa necessaria nel ruolo del lavoro che andrai a fare, rimanere saldi sulla propria decisione. E tu lo hai fatto. Quindi inshallah entrerai a fare parte dell'azienda. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Quindi a me è richiesto fare uso dei mezzi halal e lasciare le cose ad Allah subhanahu wa ta'ala. E vedrai che Allah, chi tralascia qualcosa per Allah perché non vuole fare il haram, perché non vuole cadere nel haram, Allah ti darà meglio di quello bifadlillahi azza wa jalla. E fa parte dei mezzi di fede che come mezzi di rizq l'istighfar. Dice Allah nel Corano, chiede perdono ad Allah: وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Qual è il risultato? يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. Dice Allah nel Corano: implorate il perdono del vostro Signore, chiedete perdono, fate istighfar ad Allah subhanahu wa ta'ala. Egli è colui che molto perdona, affinché, ecco il risultato di chi chiede perdono ad Allah, invii dal cielo una pioggia abbondante. Molti paesi adesso soffrono della siccità. Sapete perché? Come pensi che l'acqua scenda dal cielo e dalla terra salgono i peccati? Come pensi che scenderà dal cielo una pioggia che sia misericordia? Perché la pioggia è di due tipi. Il ghaith, che è una pioggia di misericordia che scende, non troppo abbondante, che faccia catastrofi, ma che sia una giusta misura affinché la terra dia i suoi frutti. E affinché le bestie mangino, e affinché rimanga l'acqua da bere e così via. Questo è il ghaith. Però c'è una pioggia che è catastrofe, quello che è successo qualche mese fa in Spagna, e non solo, in altri paesi, fayadanat, e tutto quello, le inondazioni, tutte queste catastrofi. Quindi non sempre la pioggia è una misericordia. Quindi
Quindi, se voi farete istighfar, chiedete perdono ad Allah per quello che avete fatto, quindi da qua estrapoliamo che uno dei motivi per cui non piove sono i nostri peccati. Quindi Allah farà scendere la pioggia abbondante e accresce i nostri beni, le nostre ricchezze e i nostri figli e vi concederà giardini e ruscelli. Lo istighfar, chiedere perdono ad Allah, perché è risaputo che tutti noi cadiamo nei peccati e uno dei motivi che ferma il tuo rizq sono i peccati. Sono i peccati. E quindi è richiesto a noi purificarci da questi peccati. Come? Chiedendo perdono ad Allah tramite l'istighfar, e ogni persona che vede che è in un momento duro della sua vita che si ponga questa domanda. Forse è un peccato. Forse è un peccato da cui devo pentirmi. Forse è un'ingiustizia nei confronti di qualche persona che devo restituire questa ingiustizia affinché Allah apra su di te la porta del rizq. L'ultimo mezzo è mantenere i legami parentali, silatul rahim. Disse il profeta alaihi salatu wassalam: chiunque che desideri che il suo sostentamento sia ampliato, suo rizq sia ampliato, sia wasi', e la sua vita prolungata, deve mantenere i legami parentali. Silatul rahim, mantenere, è uno dei mezzi con cui Allah allarga su di te il rizq. Mantenere i legami parentali. E i primi che hanno diritto di questo mantenimento chi sono? I genitori. Come pensi di volere il rizq e tu maltratti i tuoi genitori? E non parli con tua madre, e non parli con tuo padre, e non parli con i tuoi zii, e non parli con i tuoi nonni, né li visiti, né chiedi di loro. No. Chi mantiene silat al-rahim sarà qualcosa che lo legherà ad Allah, e chi taglierà questo legame parentale taglierà il legame tra lui e Allah subhanahu wa ta'ala, come è stato riportato in alcuni ahadith. Quindi tra l'asbab e tra i mezzi che ampliano il nostro rizq è mantenere i legami parentali. Chiedi dei tuoi zii, chiedi dei tuoi nonni, tratta bene i tuoi genitori. Inshallah, io dedicherò una lezione in futuro riguardante i genitori. Questo grande problema che stanno vivendo molti giovani, che non hanno compreso l'importanza dei propri genitori e non hanno compreso la gravità del maltrattare i genitori, sapendo che chi tratta bene i suoi genitori beneficerà del compiacimento rid Allah, del compiacimento di Allah, e vivrà una vita tayyiba bi'idhnillah, buonissima. Invece chi manderà in collera i suoi genitori e chi tratterà male i suoi genitori, sappi che tu hai chiuso in faccia a te una porta del paradiso, perché i genitori, il trattare bene i genitori è una delle migliori porte del paradiso. E quando è arrivato l'uomo dal profeta alaihi salatu wassalam e gli ha chiesto chi ha più diritto affinché mi comporti bene con lui, gli ha detto tua madre, poi tua madre, poi tua madre e poi tuo padre. E ha illustrato il profeta alaihi salatu wassalam che il paradiso è vicino ai piedi delle madri. E quando è morta la madre di un devoto ad Allah subhanahu wa ta'ala si è messo a piangere tanto che gli hanno detto subhanallah, e tutti moriremo, perché tutto questo? Ha detto io non piango per la morte di mia madre, tutti moriremo, kullu man alayhi fan. Perché piangi? Perché una delle porte del paradiso si è chiusa, per questo piango. Ma la mamma morirà come tutti moriremo, kullu nafsin dha'iqatul maut. Però il problema grosso che avevo in vita una porta del paradiso e potevo usufruire di questa porta per inshallah entrare in paradiso. Questa porta è ancora in vita per te, c'è ancora la possibilità di poter entrare da questa porta in paradiso, non sprecarla, e sappi che il tuo buon comportamento bi'idhnillah ti porterà a avere un rizq va alto, perché il tuo dei genitori è mustajab, è accettato da parte di Allah subhanahu wa ta'ala. Quindi fratelli e sorelle, alla conclusione abbiamo fatto un giro a 360 gradi per quanto riguarda il rizq, dal punto di vista che cos'è il rizq e in cosa consiste il rizq e chi ha in mano il nostro rizq. E poi abbiamo capito che il rizq è muqaddar,
e che Allah lo ha suddiviso in base alla sua saggezza. Però abbiamo visto che c'è bisogno di prendere i mezzi che ci ha messo a disposizione Allah e che questi mezzi sono di due tipi: mezzi materiali di questa dunya, e tutti dobbiamo fare uso di questi mezzi, anche se sei musulmano, e anche il kafir, se ne fa uso, Allah gli darà il rizq. Però abbiamo altri mezzi che ha solo a disposizione il musulmano, tra cui il tawakkul a Allah, confidare in Allah e avere timore di Allah subhanahu wa ta'ala, fare l'istighfar e mantenere i legami di parentela. Chiediamo ad Allah subhanahu wa ta'ala di donarci questa fede in Allah subhanahu wa ta'ala. Chiediamo ad Allah subhanahu wa ta'ala di perdonare i nostri peccati e di renderci tra i suoi devoti, tra i suoi servi devoti, di donarci l'ikhlas nelle nostre parole e di sostenerci nella nostra vita quotidiana e di perdonare i nostri peccati minori e maggiori. Chiediamo ad Allah subhanahu wa ta'ala di rendere l'ultima dimora per noi il paradiso e di donarci la visione del suo volto nel giorno del giudizio. Amin, amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu ta'ala a'la wa a'lam.